Consegnati al reparto di pediatria dell'ospedale Santissima Trinità di Sora i giochi nuovi o usati in buono stato, raccolti grazie al progetto Dona un gioco, promosso dall'associazione culturale no profit Iniziativa Donne. Nei giorni scorsi, grazie alla generosità dei cittadini, è stato possibile distribuire giochi anche alle famiglie in difficoltà, segnalate dai servizi sociali del comune di Sora, alle case famiglia del territorio, ai centri Caritas e alle parrocchie. Un gesto semplice dal grande significato che racchiude il vero senso del Natale e che vuole regalare un sorriso ai bambini meno fortunati nel periodo più magico dell'anno. È sempre una grande emozione varcare la porta del reparto di pediatria durante il periodo natalizio e essere accolti dal personale del reparto e dal dottor Luigi Di Ruzza, che con entusiasmo e gratitudine ci salutano in questi giorni dell'anno. Ringraziamo come Associazione Iniziativa Donne le tante famiglie e i bambini che hanno dato vita al progetto Dona un gioco 2025, che ha come fine ultimo regalare un sorriso ai bambini che si trovano nell'ospedale, nelle case famiglia, nelle case rifugio, in famiglie che si trovano a vivere un momento di difficoltà. La raccolta dei giochi è stata eseguita e ha preso il via all'interno della biblioteca comunale di Sora nel periodo precedente il Natale. Un 2025 che si conclude con un grande impegno da parte della nostra associazione, l'Associazione Culturale Iniziativa Donne, una no profit che ha centrato diversi obiettivi come donare nell'Ottobre Rosa la 27ª parrucca organica proprio all'ASL di Frosinone. E quindi ringraziamo i più di 150 saloni della provincia dove è possibile tagliare i capelli, e le amministrazioni comunali sensibili e i tanti donatori e donatrici. E a giugno abbiamo inaugurato il viale che porta il nome di Rita Levi Montalcini nel quartiere di Pontrigno a Sora. Una giornata di grande emozione perché abbiamo dedicato uno spazio a una donna straordinaria, una scienziata di fama internazionale e forte legame con la nipote Piera. Per questo 2026 la nostra associazione augura a tutti un buon anno e un'iniezione di rispetto, una parola che ci auguriamo non sia soltanto pronunciata ma anche più praticata. Ad accogliere la vicepresidente di Iniziativa Donne, Enrica Canale Parola ed Elena Baldassarra, il direttore sanitario del Santissima Trinità di Sora, dottor Mario Fabi, con i rappresentanti del reparto e la guida pastorale del nosocomio, padre Salvatore Crino. Prima della consegna ufficiale, le ragazze di Iniziativa Donne hanno voluto dare un omaggio al primario della UOC di pediatria, il dottor Luigi Di Ruzza, per il suo pensionamento. Grato per il gesto di solidarietà ricevuto, il dottor Fabi. Sì, siamo oggi presso il reparto di pediatria per questa bella iniziativa promossa dall'Associazione Iniziativa Donna per la donazione appunto di alcuni giochi ai bambini che sfortunatamente in questo periodo sono ricoverati presso il reparto di pediatria. Però diciamo è un'iniziativa sicuramente bella, lodevole, che a fine anno chiude un po' quello che è diciamo l'iter dell'attività assistenziale in qualche modo del reparto di pediatria, ma di tutto l'ospedale di Sora, e si apre diciamo con l'inizio anno nuovo, per cui volevo ringraziare ancora di più l'associazione per questa bella diciamo azione, iniziativa, e speriamo che ce ne siano delle altre nel 2026 insomma. Un ringraziamento poi particolare volevo farlo al dottor Di Ruzza, il direttore di questa struttura complessa che purtroppo oggi ci lascia per il suo pensionamento, quindi grazie Luigi per quello che hai dato in questi anni a questo reparto, a questo ospedale, e auguri di un percorso di vita migliore.